Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor di oggi, Foto Roberta di De Grandis Sandra. Ritratti, matrimoni, battesimi in Borgata Volto a Rosolina, provincia di Rovigo. Dalla Voce di Rovigo, in prima pagina, la metà degli imprenditori rischia di non riaprire. 1 su 2 non ce la fa. Secondo la CGIA, molte aziende non riusciranno a riprendersi dalla pandemia. Un'azienda su 2 a rischio chiusura, in grande sofferenza le attività legate al turismo e qualcuno propone un lockdown delle tasse. Coronavirus, scorte in calo, vaccini in picchiata. Sabato somministrate poco più di 600 dosi, il 75% in meno dei giorni precedenti. Campagna di immunizzazione tira il freno, mercoledì nuove forniture forse e purtroppo ieri un'altra vittima. In ogni caso, sabato e domenica 11 squadre hanno portato il siero ad anziani e fragili a domicilio. Granzette, scomparso da casa, morto nell'Adige. Il corpo del 46enne è stato ritrovato nelle acque del fiume senza vita. I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore nelle ricerche, l'auto trovata vicino al campo di calcio. Adria, cerimonia con vescovo e autorità per l'ingresso ufficiale di Monsignor Matteo De Mori, che umilmente dichiara quanta solennità per un servo. Nell'omelia un saluto particolare alle forze dell'ordine. Bottrighe, frazione di Adria, sabato giornata ecologica di Lega Ambiente, ma arriva una segnalazione di forte degrado. In via Dante spettacolo indecoroso. Appello a recuperare le aree verdi dell'ex zuccherificio per realizzare una vera porta del Delta. Turismo lento, al via le pedalate nel Delta del Po. L'iniziativa di Bike Tour da 10 lode si svolgerà nei mesi di maggio, giugno e luglio. In programma 10 incontri andando in bicicletta all'aria aperta tra storia e natura. Alto Polesine, Gaiba, 6 lotti dell'Atter sono all'asta. Ecco un'ottima opportunità per chi volesse investire nel territorio comunale. Il sindaco Zanca afferma anche l'area urbanizzata è fornita di servizi ed ora anche della rete di fibra ottica. Prima pagina del Gazzettino, Veneto, vaccini agli sgoccioli, Treviso, scorte esaurite, stop da domani anche Venezia, Padova e Belluno. Macchina organizzativa costretta a fermarsi se non arriveranno in settimana le dosi promesse. Lavori pubblici, sparito finalmente l'incrocio per Buso e Sarzano, vicino all'ospedale di Rovigo. Rotatoria aperta e strada più sicura. Dopo anni di attesa è stata completata la trasformazione dell'intersezione che è stato teatro anche di incidenti mortali. Portotolle, subsidenza, 2 interventi da 630.000 euro per combatterla. I progetti sono finanziati dallo Stato per i canali a Portoviro e Portotolle. Fa però da contraltare questa notizia di ieri, il governo dà il via libera alle trivelle in Adriatico. Il progetto Po Valley è stato approvato il 29 marzo per la piattaforma Teodorico, che è al largo appunto delle nostre coste. Da qui la sensazione che noi cittadini veramente contiamo pochissimo. Ancora sulla fusione dei vari comuni, fusione fattibile nell'isola di Ariano, lo dice l'assessore Vidali di Ariano nel Polesine. Giustamente dice Vidali, per pensare al futuro bisogna immaginare come sarà il territorio da qui a 10-15 anni. Meglio essere protagonisti che subire le decisioni imposte da un'eventuale riorganizzazione dello Stato. L'unione sarebbe per i comuni di Corbola, Ariano nel Polesine e Taglio di Po. E da Rovigo in diretta, Adria, la città della ghisa. La presidente della Proloco di Adria, Letizia Guerra, racconta i segreti della città etrusca a partire dalla consistente presenza di elementi in ghisa. E chiudiamo con lo sport, calcio Serie D, l'Adriese sfata il tabù casalingo. L'11 di Gianluca Mattiazzi non vinceva il Bettinazzi da 3 mesi. I Granata abbattono il Chions in rimonta grazie alle reti di Rosso e Vecchi. Finisce 2-1. E nell'altro fronte della Serie D, Delta Super, altro successo. Il Portotolle vince di misura sul campo della Manzanese, seconda in classifica. Una rete di Bussetto regala i 3 punti alla squadra di Gherardi. E sul fronte del volley a 3 maschile, play-off gli ottavi. La Delta Group mette un piede nei quarti, sgretola Montecchio. Il match finisce 3-0. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite.
Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!